E allora, eccoci insieme, come vi ho preannunciato, incominciamo questo capitolo, anteprima con lo CGIL. Ad annunciarvi le ragioni di questa idea, che durerà un bel po' di tempo e vi supporterà e vi aiuterà, c'è invece il nostro Daniele Tronco, segretario generale dello CGIL del Veneto, che ci fa capire le dinamiche di questo nuovo meccanismo. Da che cosa nasce? Tanto segretario organizzativo. Anche organizzativo, tra l'altro. Sì, siamo in presenza di un lavoro che facciamo come SPI ormai da qualche anno in Veneto, che noi chiamiamo la campagna dei diritti inespressi. Cioè noi abbiamo circa il 30% dei pensionati, soprattutto quelli che arrivano a 750 euro lordi di pensione, che nel Veneto sono svariate migliaia, che hanno dei diritti che non sanno di avere e che si possono far valere solo a domanda. Quindi come SPI ci siamo attrezzati nelle varie sedi e abbiamo organizzato un servizio di controllo che praticamente valutiamo il trattamento che questi pensionati stanno ricevendo dall'INPS e verifichiamo se è corretto. Finora abbiamo appunto, statistichiamo circa il 30%, quindi ogni 100 pensionati 30 verifichiamo che hanno dei diritti e provvediamo a fare la richiesta di revisione del trattamento. Finora diciamo che siamo sull'ordine di circa 1 milione di euro all'anno che recuperiamo nell'intera regione a favore di questi pensionati, che ripeto, la stragrande maggioranza sono pensionati medio-bassi, anzi bassi, perché 750 euro lordi è una pensione bassa e quindi è anche riuscire a portare a casa 10-20 euro al mese, ma vediamo che in alcuni casi sono ben più di 10-20 euro, vuol dire dare una boccata d'ossigeno a queste famiglie, a questi pensionati. Questa è un'attività che proprio in questo mese, nel mese di ottobre, noi rilanciamo con una campagna sulle piazze, facciamo anche quest'anno circa 200 piazze di tutto il Veneto, siamo lì con il banchetto, con il furgone, con il gazebo e con il nostro sistema di calcolo e istantaneamente controlliamo la pensione a questi pensionati che vengono a trovarci e diciamo loro cosa fare o se ci danno il mandato glielo facciamo noi direttamente attraverso le nostre strutture la verifica del trattamento pensionistico. In poche parole, insomma, utilizziamo anche questo importante strumento della televisione per diffondere e condividere, perché siamo convinti che portando anche i casi veri, la gente reali, in carne ed ossa, vediamo che l'attività che facciamo è un'attività molto utile alle persone per tutelare dei diritti che hanno e che non sanno di avere. Daniele Tronco, grazie mille. Io lo saluto perché? Perché adesso, per dirvi che veramente sono casi pratici, grazie, ci rivediamo presto però, verrà sostituito all'istante dalla signora Dorina, eccola qua. E allora, signora Dorina, ben arrivata. E allora, della signora Dorina, è vero, io non so assolutamente nulla, perché è appena arrivata dietro le quinte, accompagnata qui, è una signora, una pensionata come tutti voi, non è mai andata in televisione, per cui anche lei è emozionatissima, ma noi ci teniamo che verranno vari pensionati per raccontarvi, come diceva il segretario, i casi reali. E allora, signora Dorina, racconti anche a me, oltre che ai nostri telespettatori, il suo caso. Il mio caso è stato che con la legge Prodi dovevo avere la 14ª. Non vedendo niente sono andata dai sindacati a Campo San Piero. Quindi lei si aspettava che le arrivasse la 14ª? Sì, da quando questo è successo? Dal 64. Cioè avevo da 64 anni 64, e dovevo avere... Quindi quanto tempo fa? 4 non per anni. sapere l'età. Ho 68 anni. Importa benissimo. Grazie. Quindi lei si aspettava che arrivasse senza dover fare nessuna domanda. E invece ho dovuto andare, sono andata all'INPS per verificare e loro mi hanno mandato dai sindacati. I sindacati della SPI di Campo San Piero, la signora Lorena Congianni ha detto... Non ti preoccupare, facciamo noi la domanda. Bisogna fare la domanda. Bisogna fare allora, la domanda, assolutamente. Questa è una cosa che emerge, bisogna fare la domanda, poi ci faremo spiegare anche bene come funziona. Certo. Allora lei, attraverso il sindacato... Attraverso il sindacato abbiamo fatto la domanda e a luglio è arrivata la 14ª, finalmente.
Contentissima. Contentissima. Ha risolto il suo caso. E adesso speriamo che arrivino gli arretrati. Perché sì. Giustamente lei ha 4 anni, 4 anni di arretrati, quindi adesso le devono arrivare. Dovrebbero arrivare. Senta signora, in bocca al lupo. Io la ringrazio di aver dato questa testimonianza importantissima. Prende il suo posto però Maria Pistorello, quindi ringraziamo la signora, grazie a lei. Prego Maria Pistorello. La situazione è questa, ben arrivata Maria. Buonasera, grazie. Ben ritrovata. Sì. Allora, questo è uno dei tanti casi che si verificano. Sì, questo è uno dei tanti casi dei quali noi parliamo quasi sempre, no? Quando veniamo in trasmissione parliamo dei diritti inespressi, cioè prestazioni economiche che i pensionati nell'arco della loro vita, no, da pensionato maturano, ma che non vengono erogati se non fanno la domanda. In questo caso la signora Dorina, che è di Villanova di Campo San Piero, ecco, possiamo anche raccontarlo. Certamente. Volevo solo sapere perché la signora Dorina ha sbagliato qualche cosa. Non ha sbagliato assolutamente niente, però lei è stata accorta, nel senso che lei si è posta il problema, ha sentito, no, che c'è questo diritto alla 14ª in presenza di pensioni medio-basse e se hai compiuto i 64 anni di età. È andata nei nostri uffici, noi abbiamo i nostri collaboratori che sono attrezzati per fare la verifica se ci sono o no dei diritti inespressi ed è risultato che lei ha diritto alla 14ª, quindi è stato fatto per lei tramite il patronato Inca una ricostituzione della pensione, intanto da quest'anno le hanno pagato la 14ª e adesso ci vuole un po' di più tempo, avrà anche diritto, le arriveranno che gli arretrati. Ecco, quello che voglio capire bene per spiegare ai nostri telespettatori è questo. Se io ignorante dovessi andare in pensione, no? Mi aspetto che se ho diritto, perché la mia pensione è questa, lo Stato sa tutto di me, vita, morte e miracoli, che ho diritto alla 14ª, me la manda automaticamente. E sì, come me penso che molti ragionino allo stesso modo, a meno che non sia pratico di queste cose, eccetera. Allora, quello della signora Dorina è stato un errore da parte dell'ente previdenziale, quindi un errore che purtroppo non dovrebbe esserci, ma c'è, oppure in realtà sta in capo a tutti e ciascuno di noi fare questa richiesta per la 14ª? È automatica oppure no? Questa è una cosa fondamentale. Nel caso della 14ª, diversamente dagli altri diritti, da tanti altri, diritti cosiddetti inespressi, l'INPS avrebbe dovuto pagarglieli direttamente senza che lei facesse nessuna domanda. Doveva arrivare automaticamente. Per la stragrande maggioranza delle persone la 14ª arriva automaticamente. In questo caso mi consola invece, questa perché sì, arriva automaticamente, anzi per i pensionati INPS proprio arriva automaticamente, per i pensionati dell'ex gestione pubblica, l'ex INPDAP, arriva un documento in cui si dice: guardi carissimo pensionato che lei fra poco avrà diritto ad avere la 14ª. Per averla lei deve rientrare in alcune situazioni reddituali particolari e quindi deve compilare questo documento, altrimenti non gliela eroghiamo. Però non è il caso di tutta la stragrande maggioranza dei pensionati del settore privato. Quindi nel caso della signora è stata proprio una dimenticanza da parte dell'ente pensionistico. Mamma mia. Come si fanno a dimenticare queste cose? Abbiamo qualcosa di supporto per ricordare bene? Sì, abbiamo un supporto che dopo vedremo, però intanto voglio ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che la 14ª mensilità è un diritto che si matura a partire dai 64 anni di età. È influente per stabilire l'entità, no? Se una persona ha o no diritto alla 14ª, è influente solo il proprio reddito personale. Adesso se la regia gentilmente manda lo schema riassuntivo che ho fatto, così ve lo spiego più nel dettaglio. Eccolo qua. E allora, 14ª mensilità, perché ci sono anche delle novità, io ho voluto metterle in questo schema in modo da informare anche i pensionati delle novità che sono previste per il 2017. Intanto rimaniamo a coloro che compiono i 64 anni entro il 31 dicembre del 2016. Se hanno un trattamento di pensione al massimo fino a 750 euro mensili lordi, hanno diritto alla 14ª. Logicamente ne hanno diritto anche coloro che hanno magari una pensione più bassa, ma però anche
anche un reddito aggiuntivo, sempre che il totale dei redditi non superi i 750 euro mensili lordi, sono pochi euro in più, insomma. Dei redditi, questo voglio chiarire perché forse ha ingenerato dei fraintendimenti. Dei redditi vuol dire anche di altra natura? Certamente. Ecco, quindi bisogna sì. Potrebbero essere anche redditi di altra natura, l'importante è che non si superino i 750 euro mensili lordi. Allora, tornando alla diapositiva di prima, ci sono, per avere diritto, no, alla 14ª, intanto bisogna avere una pensione di tipo contributivo. Cosa vuol dire? Sono interessati solo quei pensionati che hanno una pensione perché hanno alle loro spalle una vita contributiva, cioè hanno lavorato e versato dei contributi. Ci sono 3 fasce, come vediamo dalla tabella. Fino a 15 anni di contributi versati si ha diritto, fascia arancione, esatto, ci sono anche i colori che ci agevolano. Fino a 15 anni contributi versati, 336 euro, che arrivano nel mese di luglio. Attenti, cari pensionati che compite, quelli che ce l'hanno già lo sanno, ma quelli che dovessero compiere i 64 anni entro quest'anno, naturalmente devono compierli entro, allora, torno indietro un attimo, se li compiono per dire a ottobre hanno diritto a 3/12 della 14ª, perché viene conteggiata dal mese in cui loro compiono gli anni. Anche io pensavo, l'importante appunto, era... No, esatto. E allora poi dai 15, se hanno da 15 a 25 anni di contributi, hanno diritto a un assegno più alto, che è di 420 euro, e se hanno più di 25 anni di contributi hanno diritto ad un assegno, a questa 14ª pagata a luglio, di 504 euro. Però per tutti coloro che entro il 31 dicembre 2016 compiranno 64 anni di età e hanno diritto alla 14ª, c'è una novità che è scaturita dall'accordo, dall'intesa, diciamo, più che accordo, tra sindacati e organizzazioni sindacali. Questa intesa di massima naturalmente dovrà trovare concretezza nella legge di bilancio dello Stato, che è ancora è in discussione. Tra l'altro noi che da una parte siamo soddisfatti, perché poi dirò perché, rispetto alla 14ª, ma stiamo qui che vigiliamo perché non venga stravolta e quindi venga portata in legge di stabilità così come è stata decisa. Allora, tornando alla tabella, per coloro che compiono i 64 anni e hanno il diritto alla 14ª entro il 31 dicembre 2016 c'è una novità. L'anno prossimo non prenderanno più 336 euro ma 437. Quelli che ne prendevano 420 ne prenderanno 546 e quelli che prendevano 504 euro di 14ª ne prenderanno 655. Perché? Perché è stato deciso di dare un aumento a queste quote di 14ª del 30%. Ecco, ricordo però che la 14ª, grazie alla contrattazione sindacale tra il governo e le organizzazioni dei pensionati unitari, è stata ottenuta nel 2007. Da allora l'assegno è fermo, guardate che non è mai stato modificato ed è fermo. Anche le pensioni da un po' di tempo, sì. Tutto fermo. Sì, quello è vero che è tutto fermo. Comunque ecco, c'è questo riconoscimento ulteriore per dare fiato a pensioni che, lo ricordo, purtroppo per effetto di un sistema di rivalutazione non adeguato negli anni hanno perso potere d'acquisto. Quindi la decisione di arrivare a dare questa 14ª è proprio per dare un po' di ossigeno a questi assegni che proprio si sono visti svalutare nel corso degli anni. Poi c'è anche un'altra novità, sempre per quanto riguarda la 14ª, che la 14ª per coloro che compiranno i 64 anni invece a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo, ma questa volta la platea si rivolge a chi ha fino a 1.000 euro mensili lordi, quindi è stata ampliata. In Veneto saranno più di 100.000 i pensionati che avranno diritto alla 14ª e per tutti coloro che dal 1° gennaio del 2017 compiranno i 64 anni,
però con un reddito fino a un massimo di 1.000 euro mensili lordi ci sarà il diritto a luglio a ricevere la 14ª. Vigilate, cari telespettatori, perché casomai se non vi dovesse arrivare noi saremo lì a darvi una mano, insomma, per farvi ottenere questo diritto. Ecco, per aiutare sempre chi ci ascolta, parliamo sempre di cifre lorde. E questo ingenera sempre un po' un po' di confusione. Lorde, dove lo vedono scritto? C'è scritto una signora, il lordo, per capire bene, perché dice io vedo la pensione è quello che mi viene dato, sostanzialmente quello che viene erogato. Il lordo dove deve calcolarlo? Allora ricordo ai telespettatori che lo SPI CGIL ha ormai in corso un accordo con l'INPS per poter stampare per i pensionati, per i propri iscritti, la busta paga del pensionato. In termine tecnico si chiama modello BIS-M, però invece noi la chiamiamo giustamente busta paga, perché lì, per rispondere alla domanda, lì riusciamo a vedere qual è l'ammontare lordo della pensione e soprattutto riusciamo a vedere anche subito se vengono riconosciuti tutti i diritti di cui i pensionati hanno diritto, e proprio l'esame della busta paga del pensionato dà la possibilità a noi di controllare se viene riconosciuto tutto il diritto, insomma. Quindi bisogna stampare, questo lo fate voi, questo modello BIS-M, cosa che magari può fare anche il pensionato, però se si fa aiutare, perché poi dovrebbe venire da voi. Il pensionato potrebbe farlo come? Attraverso il proprio PIN personale, ma lo sappiamo che sono pochi i pensionati che sono attrezzati poi ad entrare con il proprio PIN nella banca dati INPS. Noi siamo lì, lo SPI CGIL è a disposizione e siamo lì, insomma, per dare la possibilità ai nostri pensionati di sapere esattamente cosa prendono. Velocissima, siamo verso la chiusura. Sì, volevo dire un'altra cosa prima della chiusura. Anche le pensioni di reversibilità hanno diritto alla 14ª, quindi cari pensionati e care pensionate, se avete una pensione diretta, la 14ª vi viene pagata su quella. Se avete solo la pensione di reversibilità, guardate che vi viene pagata la 14ª, quindi avete il diritto, perché qualcuno magari pensa ma io ho la pensione che era del mio defunto coniuge e non ne ho diritto, invece ne hanno diritto. Allora voglio ricordare una cosa, se la regia gentilmente manda la locandina del controllo della pensione, noi facciamo il controllo della pensione tutto l'anno, eccola qui. Abbiamo tutte le sedi che sono indicate, prendete penna e carta e penna. Scrivete la seconda del territorio provinciale cui appartenete. E potete telefonare per chiedere, se non lo sapete già, qual è la sede SPI CGIL più vicina a voi. L'ultima settimana di ottobre noi saremo in moltissime piazze nel Veneto, perché usciremo dal sindacato, porteremo la nostra esperienza fuori per farci conoscere anche da chi non ci conosce, e così ci sarà l'opportunità per i pensionati e le pensionate che vedranno i banchetti dello SPI di farsi il controllo della pensione, e quindi vi invito tutti quanti naturalmente. Perfetto. Ci sarò anch'io in piazza, nelle varie piazze del Veneto. Rispondendo ad altri che ci hanno scritto, chi appartiene a un territorio, un comune che non è in una città di quelle indicate ma rientra nella provincia, territorio provinciale, può telefonare a quel numero, poi ci sono delle sedi provinciali molto più vicine a casa propria che possono dare una mano. Certo. E allora, grazie Maria Pistorello, grazie alla signora la pensionata che gentilmente è intervenuta, ha raccontato il suo caso. Se voi volete essere anche voi testimoni e quindi intervenire, raccontare i vostri casi, potete chiamare direttamente lo SPI CGIL e quindi spiegare un po' la vostra situazione, poi intervenire qui da noi in trasmissione, noi vi ospiteremo sicuramente volentieri. Grazie naturalmente anche a Daniele Tronco che è venuto all'inizio a raccontarci un po' le ragioni di questo. Adesso noi chiudiamo con questo spazio pre-trasmissione, ma vi lascio, restate con noi perché adesso inizia il nostro talk show di prima serata. Tra poco.